la settimana di San Calogero qui ad Agrigento, una delle settimane più attese durante l'anno, una settimana che vede fedeli e non in questa meravigliosa tradizione che è appunto la venerazione di San Calogero. Per Target invece è l'ultima puntata della stagione 2022-2023, per l'esattezza la puntata numero 23, come al solito, insomma, come da circa 15 anni a questa parte, la prima settimana di luglio anche noi terminiamo con la nostra programmazione abituale di Target, promettendoci anche di avere magari qualche fuori programma durante l'estate. Il nostro obiettivo anche per quest'anno, il nostro target, appunto il nostro bersaglio, credo sia stato raggiunto, ovvero portare all'attenzione di un vasto pubblico, qual è per fortuna quello televisivo di TVA, quelle che sono le piccole e grandi realtà del nostro territorio, siano esse insomma persone singole, istituzioni, associazioni, uomini e donne degli enti pubblici, privati cittadini, insomma qualcuno che ha delle cose belle da trasmettere e che ha bisogno dell'amplificazione televisiva. Siamo soddisfatti del nostro percorso e di ciò vi ringraziamo. Voi ci vedete in prima serata il mercoledì sera sull'LCN 92 del digitale terrestre, Televideo Agrigento appunto, praticamente in tutta la Sicilia, e poi naturalmente in streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv in tutto il mondo, oltre che naturalmente con un link che poi viene inserito nel canale YouTube per essere visto e rivisto a vostro piacimento negli orari che per voi sono più comodi. Anche questa sera spero di intrattenervi per la canonica ora circa di trasmissione con degli ospiti che reputo abbastanza interessanti. Ve li voglio subito presentare, iniziamo dalla mia sinistra, lui è Raffaele Sanso, è il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l'ex provincia insomma per intenderci. E poi Giancarlo Granata, qui nella funzione di presidente di Fed Agricoltura Agrigento. E a proposito di province, insomma, guarda caso se ne sono combinate, perché i primi tre hanno avuto sicuramente a che fare con la provincia. Ignazio Gennaro, ma qui è un grafologo forense, conosceremo meglio questa figura che magari nei film, soprattutto quelli americani, insomma, siamo abituati a vedere con un po' di attenzione. Proseguiamo con Alfonso Gueli, lui è scrittore, regista, autore teatrale, insomma una delle personalità culturali più importanti della provincia di Agrigento e non solo. E a proposito di grandi personalità, lui è Federico Pivato, è un musicista, un violinista in particolare, veramente un virtuoso di questo eccezionale strumento. Con loro parleremo naturalmente di quelle che sono le loro professioni, le loro cose, insomma, per le quali appunto li abbiamo invitati qui. Dottore Sanso, insomma, Libero Consorzio, io sono abituato sempre come provincia, ugualmente al dirigente scolastico che lo chiamo ancora preside, o Libero Consorzio o provincia, insomma siamo sempre lì, forse un po' diminuite nelle funzioni, però c'è. Beh no, le funzioni sono rimaste le stesse, i finanziamenti no. Ah ecco, i soldi mancano. Le funzioni non sono state cambiate, devo dire, e che per circa un decennio lo stato di limbo non ha permesso i finanziamenti utili e si sono viste le conseguenze, perché abbiamo oltre 1200 km di strade provinciali alle quali bisogna aggiungere le interpoderali e quelle dell'ex ESA che bisognerebbe manutenere e che non sono state manutenute, ma non per colpa della provincia o dei funzionari, perché non c'erano i finanziamenti. Perché non c'erano i finanziamenti. E poi insomma, come diceva lei, questo limbo, anche perché uno nell'immaginario normale, un commissario straordinario è una cosa limitata nel tempo, no? Qui invece siamo a 10 anni, forse più. Dal 2013, quindi siamo 10 anni pieni, insomma. Io ho fatto la mia parte per quanto mi compete, sono arrivati dei finanziamenti. Abbiamo fatto degli interventi credo interessanti di cui sicuramente ne parleremo, di quello che la provincia in questo ultimo periodo nella sua gestione commissariale ha fatto o che ha in programma di fare. Giancarlo Granata invece con questa Fed Agricoltura, insomma, quindi già il nome stesso lo annuncia, parla di problematiche, di iniziative, insomma di cose inerenti all'agricoltura. Un impegno nuovo o che prima era latente e poi
è sfociato, Giancarlo? È un impegno che deriva da quella che è l'economia principale sulla quale appunto si concentrano le attenzioni del nostro territorio. Chiaramente, soprattutto nel mio comprensorio, l'agricoltura, la produzione principalmente dell'uva da tavola, ma anche dell'ortofrutta, è fonte vitale della nostra economia. Fedagricoltura è fatta di agricoltori o è fatta di datori di lavoro? La Fedagricoltura è, diciamo, un'associazione datoriale che ha una diffusione sul territorio nazionale, di recente costituzione, aderisce al CIFA, che è la Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome, e proprio perché sollecitato da diversi produttori che non solo a Canicattì nel comprensorio ma anche a livello siciliano soffrono quella che è una crisi di sistema legata al fatto che, sebbene diciamo, fanno un'ottima produzione di qualità, oserei dire in alcuni casi di eccellenza, per esempio nel caso di Canicattì abbiamo l'IGP, l'indicazione geografica protetta, quindi attenendosi a un disciplinare preciso di produzione. Le problematiche non mancano mai. Le problematiche sono così evidenti che per produrre un chilo di uva occorrono almeno 50-55 centesimi chilogrammo, e l'anno scorso per svariati motivi praticamente buona parte del prodotto è rimasto appeso alla vite o addirittura conferito nelle cantine, ma non perché il prodotto non era di qualità, piuttosto perché non riescono a despuntarla nei prezzi. Bene, parleremo delle vostre iniziative come federazione proprio quindi su da questo stato di crisi, chiaramente sollecitato, ho cercato di dare voce e rappresentanza a questo mondo dell'agricoltura siciliana. Bene, parleremo delle vostre iniziative. Ignazio Gennaro, dicevamo nella provincia, il dirigente dell'URP. Lo fui, era dirigente della comunicazione, insomma, in questo caso come grafologo forense, come dicevo, una figura che nei telefilm americani ha un ruolo importante. Quelli sono telefilm, Nella la realtà è diversa. Quindi nella realtà è anche una figura importante in molti La grafologia aspetti. forense è una scienza criminalistica. Scienza criminalistica significa che contribuisce, dà un proprio contributo alla soluzione di vicende processuali che si possono svolgere sullo scenario civilistico o sullo scenario penalistico. Faccio un esempio privato. Cioè quelle che fate firmare e poi controllate, insomma. Quello è il sagiografico, quello è un aspetto. Quello è un aspetto del riscontro probatorio. La grafologia forense, dicevo, entra in campo sia nelle vicende processuali civili che nelle vicende processuali penali. Faccio un esempio banale: nell'ipotesi di un testamento falso, di una cambiale falso, di un assegno falso, ci sono dei risvolti civilistici per quanto riguarda il rapporto obbligatorio o successorio in caso di testamento, penalistici per quanto riguarda i profili del falso. Sì, ma io voglio, questo magari ne parliamo dopo, voglio entrare un po' più nell'intimo, ma è un piacere nuovo, insomma, un lavoro nuovo che lo portavi già da prima? È una passione che coltivavo da parecchi anni, solo che adesso sono maturate circostanze diverse, per cui lo posso svolgere con maggiore libertà rispetto al passato. Rispetto al passato, che ti appassiona quindi di più più che un lavoro, una passione. Mi assorbe di più. Ti assorbe di molto più. Di più. Conosciamo, insomma, per chi non lo conosce, come dicevo, Alfonso Gueli, scrittore, regista, autore teatrale, insomma, ha una produzione credo di oltre 100 opere, Gueli. No, 100 magari no, ma ci avviciniamo. Una cinquantina. Una cinquantina. Sei più autore teatrale, saggista, poeta? No, né saggista né poeta. Ho cominciato come scrittore di narrative, racconti, romanzi, tra cui Maledetta città, che è stato il primo. Poi nel corso degli anni mi sono più dedicato al teatro. Il primo parliamo del 1978. Sì, 78, 1° aprile, lo scherzo d'aprile è stato, è uscito Maledetta città. Maledetta città
è Agrigento, ma non è una maledizione, è un'esclamazione. Narra di un giovane pittore che si trova a vivere ad Agrigento e si sente schiacciato un po' dall'indifferenza, dalla diffidenza anche degli amici, e così va crescendo, l'arco di tempo è dai 15 ai 30 anni. E da lì insomma poi ne è arrivata una produzione molto ma molto lunga. Sì. So che hai fatto anche il giornalista. Sì, ho cominciato come giornalista. Quando ero all'università a Palermo, il pomeriggio andavo a intervistare, una volta, la prima è stata Natalia Ginzburg, che aveva appena vinto il premio Strega, e poi andavo al Teatro Biondo, perché c'erano allora le commedie di Garinei e Giovannini con i più grandi attori teatrali, di tipo Massimo, tipo da Porto, Raschel, Macario, Nino Taranto, Delia Scala. E andava a fare lì le tue interviste? Sì, portavo il registratorino, facevo per il giornale L'Ora, perché collaboravo col giornale L'Ora. E lì è nata anche la passione per il teatro, perché me ne stavo interi pomeriggi dietro, vicino ai camerini, e vedevo gli attori come si muovevano prima di andare in scena. È nata la... E da lì allora dicevamo la lunga produzione. Conosciamo anche Federico Pivato, che dalla voce sentirete sicuramente siculo di tradizione, di nascita e di discendenza. Lui è un violinista. È nato prima il violino o è nato prima Federico? Non lo so, è una bella domanda questa. Probabilmente è nato prima il violino. Il microfono più vicino così. È nato prima il violino probabilmente. E poi te ne sei innamorato. E poi me ne sono innamorato. Federico Pivato è un docente all'Istituto Musicale di Agrigento, è appunto un virtuoso del violino. Perché la scelta del violino, Federico? Mi sono avvicinato al violino perché mia madre aveva iniziato a insegnare con quello che sarebbe stato poi il mio futuro insegnante, e un gioco di luci sulla cordiera, perché l'aveva intarsiata con probabilmente dell'oro, gli avevano regalato, aveva le iniziali intarsiate, e questo gioco di luci con la lampada mi ha fatto incuriosire. Da lì il giorno dopo avevo già il violino e avevo iniziato già a prendere lezioni. E quindi poi un percorso di studi che ti ha portato... Sì, che mi ha portato praticamente a tutto il mondo, perché ho avuto l'opportunità di andare, intanto prima in tutta Italia già quando ero giovane, e poi negli Stati Uniti, poi in Svizzera e poi insomma. E poi maledetto fu Cupido che ti ha portato a Favara. Bravissimo, ho conosciuto a Catania mia moglie e poi ci siamo trasferiti, abbiamo deciso di trasferirci a Favara quando ho avuto l'opportunità di iniziare a lavorare con all'epoca il liceo musicale che era annesso al Majorana, e adesso il liceo musicale Empedocle. Bene, parleremo con Federico Pivato insomma, della sua produzione e del suo amore per la musica e il violino in particolare. E ritorniamo al Libero Consorzio, alla provincia, con il dottore Sanzo, commissario straordinario da quando? Dal febbraio 22. Dal febbraio 22, quindi diciamo un anno e passa di questa straordinarietà che forse ci porterà alle elezioni per una provincia gestita dalla politica e dagli amministratori e non più dai commissari? Abbiamo notizie fresche in merito? Certamente non sarò io, perché l'Assemblea regionale, contrariamente ai voti del governo, ha votato un articolo della legge che fa ritornare la provincia così com'era, quindi elezioni di primo grado, quindi l'elezione del Presidente e dei consiglieri. Quindi non sarò io a condurre, ma un funzionario regionale in servizio, un dirigente regionale in servizio, come prevede questo articolo. Ritransitare alla provincia come era prima, diciamo. Esatto, ci vorrà del tempo, non so quando si voterà, questo lo decide la politica compatibilmente con i tempi, ma credo che insomma, è ragionevole pensare che per ottobre non si farà in tempo, è probabile che si farà un election day insieme con le europee. Ma è facile fare il commissario straordinario in una provincia? Cioè, insomma, sicuramente essendo commissario si avrà magari più libertà di scelta, più libertà di azione. Entusiasmante, dovessi usare un aggettivo entusiasmante, perché si fanno delle cose. Ho trovato una struttura abbastanza solida, personale dedicato, corretto. Naturalmente, come in tutte le grandi organizzazioni, ci sono alti e bassi, pregi e difetti. Sostanzialmente però con l'arrivo dei finanziamenti
gli uffici tecnici preposti, che sono la magna pars dell'ufficio, del consorzio, nonostante abbiano circa 6 dirigenti in meno, hanno messo in campo circa 50 milioni di lavoro soltanto per le strade. Quindi il problema principale è il finanziamento. Certo, non soldi, non solo il finanziamento, perché poi occorre il personale per realizzare, cioè i soldi per essere spesi richiedono tempo, professionalità, attenzione, progettazione, quindi, certo, tutto quello. Quindi è una cosa, non è una cosa semplice. All'inizio diceva strade e scuole, insomma, magari le forse strade, circa 50 i due rami che occupano più... Sì, la spesa maggiore. Poi sono già appaltate circa 2 milioni e mezzo per l'adeguamento delle scuole, quindi manutenzione straordinaria, 1 milione e mezzo per le scuole e 1 milione per il patrimonio. Anzi, colgo l'occasione per invitare la popolazione a venire a visitare il Palazzo della Provincia. Lo abbiamo restaurato, lo abbiamo messo a posto, c'è una scala reale, è uno dei pochi palazzi dell'Ottocento, anzi l'unico palazzo dell'Ottocento che è aperto al pubblico ed è degno di essere visitato. Ritorniamo alle strade, che sono forse la nota dolente, insomma, le percorriamo tutte, sono quelle che ci permettono di indescambiarci tra un paese e l'altro e insomma non sempre sono di facile percorrenza. Assolutamente, per questo stiamo lavorando. Non sono per niente di facile percorrenza, proprio perché per 10 anni questa disgraziata norma che ha posto la provincia nel limbo di bitume, ma proprio... Ma no, proprio tappabuchi, quelle proprio essenziali, la manutenzione essenziale. È stato calcolato che per mettere in sicurezza le strade della provincia, le strade provinciali, escluse le vicinali, come ho detto prima, ci vogliono circa 250 milioni. Ma se noi avessimo 250 milioni per spenderli occorrono anni, perché occorrerebbe una struttura tecnica capace e forte per la gestione e la realizzazione. Devo dare atto e ringraziare i tecnici che nonostante queste limitazioni hanno fatto un grandissimo lavoro, perché mettere in campo, appaltare, abbiamo già appaltato circa 50 milioni per le strade, che non è poca cosa, e sono in via di affidamento lavori per ulteriori milioni. Quindi, le carenze maggiori dove? Nell'entroterra? Devo dire che le strade più in sofferenza sono quelle più eccentriche rispetto ai centri e alle litorali, diciamo così, che soffrono per conto proprio. Peraltro la 115, come è noto, versa in condizioni non sempre ottimali, e le strade di montagna sono quelle che ne avrebbero più bisogno, naturalmente, perché le intemperie colpiscono di più. Per le scuole invece, le scuole non sono anomale, perché sono tutti edifici fatti prima della legge, che prevede... E anche lì ci vorrebbe, insomma, anche lì ci vorrebbe, teoricamente buttarle giù e rifarle non è possibile, ovviamente, occorrerà del tempo e delle risorse significative per abilitare un nuovo patrimonio. E a proposito di provincia, dicevo prima che insomma Giancarlo Granata, la provincia ha trascorso, non so, un ventennio forse? 15 anni. 15 anni, consigliere, assessore, sì, presidente o vicepresidente? Vicepresidente del Consiglio. Vicepresidente del Consiglio, insomma. Manca la provincia, Giancarlo? La provincia svolge un ruolo importante, perché è un ente sovraordinato, un ente sovracomunale che svolge questo ruolo di ente intermedio e di coordinamento degli interessi, diciamo, dei comuni. E io ricordo ai tempi che veramente era un ente propositivo, pulsante, che riusciva ad dare seguito, ovviamente compatibilmente con le risorse economiche, ma a tutti quelli che erano i servizi essenziali, che sono le competenze primarie della provincia, quindi le scuole, le strade provinciali, ma c'era una grandissima attività di promozione del territorio anche dal punto di vista turistico, e qui qualche cosa di grazioso l'avete fatto. Per esempio io ho partecipato alla presentazione di questo progetto di rifacimento della foce del fiume Agregas, che è molto interessante. E non mi bruciare le domande, no, dico, volevo parlare dopo. Assolutamente. Dico, quindi la provincia accoglie favorevolmente il ritorno alla provincia? Accolgo assolutamente favorevolmente, perché poi al di là di questo è uno spazio di democrazia importante.
la provincia ha consentito a tanti come me di formarsi, il confronto, quindi è stata la riforma dell'elezione secondo grado, nulla togliendo ai commissari che hanno svolto ovviamente le loro funzioni, ma è stata, diciamo, una scelta politicamente inappropriata, che non si è mai attuata, che non si è mai attuata, perché comunque i consigli provinciali, i consiglieri provinciali che sono il riferimento del territorio, raccolgono quelle che sono le istanze del territorio e quindi danno rappresentanza e voce alle problematiche. Dottore Gennaro, diceva il commissario Sanso che ha trovato una struttura anche dal punto di vista burocratico e di risorse umane abbastanza stabile, forte. Che ricordi hai tu della provincia e del tuo ruolo? Un ottimo ricordo. Una macchina organizzativa che era sempre pronta a fronteggiare qualunque emergenza, qualunque situazione, una capacità di risposta alle esigenze del territorio immediata, una flessibilità operativa che in molte amministrazioni non ho mai riscontrato, in molte altre amministrazioni non ho mai riscontrato. E credo che sia stata avanti anche nel tuo settore come ufficio stampa, comunicazioni, URP, una delle più avanti non in Sicilia ma addirittura in Italia. Quando nacquero gli URP nel 2001, legge 150 del 2000 fu il punto di partenza, eravamo diventati capiscuola, ricordo che addirittura le altre amministrazioni venivano da noi per venire a fare tirocinio, avevamo collaudato una macchina organizzativa che era in grado di fronteggiare anche situazioni di emergenza. Ricordo la vicenda Kosovo per esempio, che venne affrontata in buona sostanza dagli URP. Perché eravamo avete anche un giornale, Agrigento Notizie? Si chiamava Agrigento Nuove Ipotesi. È stato soppresso una settimana dopo il mio pensionamento, non lo so, non ne posso parlare. Potevano sopprimere lui, hanno soppresso il giornale. Anche tu sei favorevole al ritorno della provincia vecchio stampo? Sicuramente sì, intanto ricordo a me stesso che la provincia è prevista dalla Costituzione, non è un'invenzione della politica, la prevede la Costituzione, la quale dice che il territorio si articola in regioni, province e comuni. Quindi il referendum tentò di sradicare, di destabilizzare questo assetto territoriale, non ci è riuscito. Credo che sia grave che il legislatore dopo 10 anni non abbia ancora trovato una soluzione. Sembra che siamo addirittura d'arrivo. Per 10 anni in buona sostanza è stato soppresso, è stato soffocato un livello di governo. Certo. Va bene. Giancarlo, allora parliamo dell'agricoltura, del nostro territorio, dicevamo di eccellenze ma anche di sofferenze. E proprio da lì nasce il mio impegno che continuo a coltivare, perché poi al di là dei ruoli che come dire, si rappresentano, c'è questa passione di dare voce alle problematiche del territorio. L'uva Italia di Canicattì è ancora numero uno? L'uva d'Italia di Canicattì è sicuramente un'eccellenza, però ho capito che vi è un problema di dare rispetto e dignità alle nostre eccellenze, perché per fare una produzione di qualità, ma questo non vale solo per l'uva da tavola, vale per la frutta, vale anche per la tipicità per esempio del nostro grano, non è possibile che i costi di produzione sono enormi e poi vediamo che il produttore non riesce di fatto a vendere, però nella grande distribuzione organizzata vediamo dei prodotti, dei prezzi che sono esorbitanti, quindi c'è qualche cosa che non va nella linea, nella filiera della distribuzione. È chiaro che su questo hanno inciso dei problemi, la guerra, il caro energia, l'aumento del costo dei carburanti, tutta una serie di fattori, le condizioni climatiche avverse, però calcoliamo che per esempio, per restare al tema dell'uva da tavola, nel comprensorio canicattinese vi è stata una perdita per almeno 3 anni di circa 200 milioni di euro di fatturato. Teniamo presente che l'IGP rappresenta 25 comuni e quindi almeno 12.000 ettari di
di superficie coltivata, con ovviamente tutto l'indotto che riguarda le giornate lavorative, e questo ha portato a un provvedimento che noi apprezziamo, che è stato il riconoscimento dello stato di crisi da parte della regione siciliana. Al punto ora è capire in che cosa si declina questo stato di crisi, perché ci sono sicuramente delle attività emergenziali che vanno affrontate. Noi, a pari delle altre organizzazioni datoriali e sindacali, abbiamo chiesto l'erogazione di un contributo straordinario diretto ai produttori che appunto non sono riusciti a commercializzare il loro prodotto, tenendo presente che molti di questi hanno conferito alle cantine, e già di per sé lo scarto dell'uva ha un valore, perché dallo scarto si ricava uno zucchero molto utile per l'industria agroalimentare. Dal punto di vista numerico c'è un calo rispetto agli anni precedenti, o viene rivalutata ancora la produzione della terra? Allora, la nostra terra è una terra fertile, quindi qualsiasi cosa noi riusciamo a produrre anche grazie alla sapienza e alla capacità dei nostri produttori. Di un microclima eccezionale. I nostri produttori fanno un prodotto eccellenza, però non è possibile che il grano diciamo, viene venduto a 25 centesimi e poi il costo del pane parliamo di 4,50 euro al chilo. C'è qualche cosa che non va, perché il produttore non riesce a compensare, a recuperare le spese. Per questo noi abbiamo chiesto un incontro all'assessore all'agricoltura, perché vogliamo capire in che termini si traduce concretamente questo stato di crisi, in che provvedimenti, in che misure concrete. Ribadiamo l'esigenza di un aiuto concreto, e poi c'è anche la necessità di dare tutela al nostro Made in Italy. In questo senso abbiamo avuto il piacere di incontrare anche, siamo stati ricevuti al Ministero delle Risorse Agricole dal capo di gabinetto del Ministro, l'onorevole Lollobrigida, assieme a una delegazione dei nostri rappresentanti, e devo dire che c'è un impegno da parte del Ministero nella tutela del nostro Made in Italy. Infatti vi è un fondo destinato alla sovranità alimentare, ci è stato spiegato anche questo provvedimento interessante che riguarda la cosiddetta carta spesa, sono 500 milioni di euro destinati alle famiglie che diciamo, hanno un ISEE superiore mi pare a 15.000 euro, con il quale dal mese di settembre queste famiglie, e parliamo di milioni di cittadini, saranno dotati di questa carta e direttamente nella grande distribuzione organizzata con la quale si è chiuso un accordo si recheranno per acquistare ovviamente il fresco e il freschissimo, quindi questo consente di avere la possibilità di invogliare appunto i nostri cittadini ad acquistare i prodotti della cosa. E poi vi è un problema più grande che riguarda il confronto con i paesi europei ed extraeuropei, perché se da un lato il nostro produttore deve rispettare dei disciplinari, si deve attenere a dei costi di produzione di energia che sono eccessivi, dall'altro lato arriva la Turchia, arriva il Marocco, eccetera, eccetera. Quindi anche lì il governo e il ministro stanno facendo un'attività importantissima che riguarda l'applicazione di regole comuni. E qui dico anche la presenza di associazioni e federazioni come la tua che stanno insomma attenti stiamo attenzionando tutte queste problematiche. Ci rilassiamo un po' perché il nostro violinista Federico Pivato insomma, è anche attento al territorio, insomma, si dice, intromette perfettamente in quello che stavamo dicendo, anche la musica ha questo pregio, questo valore proprio di dar voce e di valorizzare il territorio. Sì, assolutamente, il video che presumo fra un po' vedremo, fra un po' vedrete, è stato girato a Punta Grande e Punta Bianca. E fa parte di 3 video che sono stati girati lungo la strada che porta appunto a Punta Bianca. Ci parli un po' della genesi di questo video e di questa musica, soprattutto tu con i tuoi colleghi e un quartetto? Allora, il quartetto Alfa U nasce dall'esigenza di fare musica, di trovarci e di divertirci. Prima di tutto siamo 4 colleghi, io e il violoncellista Mauro Cottone, professor Cottone, siamo colleghi al liceo musicale Empedocle
e Raffaele Caltagirone, il secondo violino, è di Ribera, collega Ribera, e Vincenzo Bono è collega a quest'anno ad Agrigento. Nasce intanto da questa volontà, quella di trovarci a fare musica e divertirsi. E poi una partitura anche a quattro mani o pensata solo da te? All'inizio è nata da me e dal secondo violino, da Raffaele Caltagirone, e poi estesa appunto per l'appunto a Vincenzo e anche a Mauro, perché volevamo fare tutti e quattro volevamo fare quartetto. Ma quando avete scritto questa musica, pensavate proprio a Punta Bianca? Prima avete fatto un sopralluogo, oppure la musica è venuta dopo aver visto il territorio? Allora, l'idea ce l'ha data Giuseppe Bennica, che poi è fotografo e il videomaker del video, che è riuscito, secondo me, ha fatto un lavoro magnifico. E ce l'ha proposta lui. Ha proposto lui, le note sia appunto sono di registrare da quello che vedevate, insomma, sì, abbiamo deciso questi 3 brani lungo la strada, per l'appunto, e in base ovviamente al luogo. E questo video qui di Mary You è stato veramente molto molto bello, anche perché è stato poi ripreso al calar del sole, quindi ci sono delle luci e dei colori che veramente sono meravigliosi. Luci, colore, fotografia, ma soprattutto musica, dai. Sì, siamo stati bravi, quello sicuramente, però dico, la musica non sarebbe stato niente se non ci fosse stato comunque una preproduzione e il supporto dell'immagine. Allora lo vediamo assieme, il pezzo si chiama Mary You. Prego Piero. Veramente potrebbe essere preso, insomma, come spot per Punta Bianca, che è già stata dichiarata riserva naturale e ha bisogno anche di un sarebbe un onore poterlo fare. Allora il quartetto nasce intanto come avevo detto prima, per la volontà proprio di divertirci e fare musica, però di fatto si occupa a 360 gradi di quello che è
l'ambito musicale, quindi c'è dall'intrattenimento, dal rito al matrimonio, alla cena, i concerti, dalla classica al pop, passando per il jazz. Ti sei fatto un po' di pubblicità, dai. Ti sei fatto un po' di pubblicità, dico. Beh sì, dai, mettiamola così. Ci sta bene. Però di fatto è la verità, cioè lo puoi vedere, ci nasce così. E poi anche per le produzioni in studio, per la registrazione di brani, di colonne sonore e quant'altro all'interno di quello che sono gli studi di registrazione. Una grandissima qualità, dobbiamo ammetterlo, insomma. Siete bravi veramente. Suoniamo bene, sì. Bene, ritorniamo al nostro grafologo, perché insomma mi intriga un po', insomma, conoscere i segreti, la professione, anche il modo di operare. Come si inquadra appunto questa figura nel mondo giudiziario? Comunque? Allora, il grafologo forense è può essere ausiliario del giudice in una controversia civile o penale, nel qual caso assume la funzione di consulente o di perito, a seconda che sia stato nominato dal pubblico ministero o dal giudice. A sua volta può essere anche perito di parte in una controversia, quindi può assumere i due profili, che cambia soltanto il nome, ma nella sostanza è la stessa cosa. Qual è la tecnica di accertamento dell'autenticità? È un po' più complesso, perché bisogna innanzitutto vedere se si tratta di che tipo di documento. Per esperienza dico che i documenti che sono maggiormente in contestazione sono le scritture private e i testamenti. Non mancano ovviamente i titoli di credito, gli assegni, le cambiali, ma i contratti, ma in linea di massima testamentolografo, insomma. Il testamentolografo, disciplinato l'articolo 602 del Codice Civile, il quale prevede che il testamento deve essere scritto, datato e sottoscritto dal testatore. Se manca uno di questi tre elementi, il testamento è nullo e chiaramente annullando il testamento cade l'eredità e tutte le pretese che attorno all'eredità si erano maturate. Quali sono le tecniche? La tecnica più elementare è la tecnica comparativa, quindi andare a verificare il testamento, che si chiama verificando, con le scritture comparative. Le scritture comparative quali sono? Gli scritti del decuius, gli scritti fatti in vita dal decuius, quindi bisogna andare a vedere tra i reperti messi a disposizione dagli eredi o dalle parti in contesa, se ci sono dei documenti che possono essere agevolmente riscontrati. Solitamente si fa riferimento a delle firme o dei documenti di fonte certa. Quali sono? Sono gli atti pubblici, quindi una denuncia, quindi una firma apposta dinanzi a un pubblico ufficiale, una scrittura privata autenticata da un notaio o l'acquisto, una compravendita fatta dinanzi a un notaio. Quelli sono documenti sicuramente incontestabili. Adesso arriviamo invece a quali sono le tecniche. La tecnica è la comparazione, quindi vedere quali sono le caratteristiche della scrittura verificanda e quali sono le caratteristiche della scrittura comparativa, misurare l'altezza dei corpi centrali, l'altezza degli allunghi, magari come uno fa la A oppure come uno fa la B, ecco. La conformazione, quindi la modalità costruttiva delle singole lettere. È una scienza. A volte si può anche discutere sulla... Scienza esatta? Neanche il DNA è una scienza esatta. No, L'altro giorno il generale Garofalo diceva proprio questo, che neanche il DNA è una scienza esatta, perché ha un margine di 999.999, quindi c'è un margine di incertezza. C'è sempre qualcosa che potrebbe inceppare. Altro elemento di verifica può essere la sovrapposizione di due scritti, se la firma è stata messa prima o dopo il testo scritto stampato, se c'è la sovrapposizione di due inchiostri, o un altro elemento da tenere in considerazione, per esempio, è l'inclinazione delle lettere, in special modo laddove non c'è un rigo di base. Nei fogli uso bollo il rispetto del rigo di base è molto più semplice, ma nei fogli in bianco, e allora è lì che molto spesso si ha l'opportunità di cogliere la differenza tra lo scritto comparativo e lo scritto verificando. E poi la pressione, oppure quelli che in gergo chiamiamo segni idioti. I segni idioti sono i piccoli segni, il modo di vergare una A, sì, la codina della A, il modo di apporre la I, che sono
segni tipici del soggetto, fanno parte quasi del DNA del soggetto e non cambiano. Cioè, nel senso che noi quando scriviamo usiamo sempre la stessa tecnica, lo stesso modo usi sempre la stessa tecnica. Sicuramente se vai a riscontrare una firma di 20 anni fa noterai che la tua firma nel corso di 20 anni è cambiata. In realtà è cambiata pure da questa mattina o da ieri mattina, perché la firma cambia così come cambiamo noi, così come sei cambiato tu, così come i nostri capelli sono diventati bianchi, anche il nostro modo di vergare cambia. Però c'è un qualcosa che li... Ci sono dei tratti che restano indelebili, che chiaramente si evolvono. Se vai a guardare la firma di una persona molto avanti in età, vedrai che le angolosità prevalgono rispetto alle lettere rotonde, che gli ovali sono più accartocciati, sono molto più compressi. Ma questo studio, cos'è? Cioè, tu hai preso un titolo, una laurea, un corso di perfezionamento, c'è un qualcosa che insomma uno per diventare grafologo forense deve studiare. Si fa un master, certo, si fa un master, ma chiaramente poi questo master deve essere anche coltivato con la frequenza ovviamente. Ti dà soddisfazioni? Ti dà anche... Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita, fare soltanto cose che mi piacciono. Ecco, già questa è una cosa importante. Mi sono sempre divertito lavorando. Sì. E a proposito, magari più tardi ci pensi, magari se ci puoi raccontare, senza naturalmente fare il nome, se c'è qualche aneddoto, qualche cosa di particolare che insomma può destare l'interesse del nostro pubblico. Ritorniamo ad Alfonso Coeli, dicevamo della sua importante produzione, recentemente e anche forse più fortemente quella teatrale. Sì. Proprio in questi giorni, quel giorno l'architetto ha sbagliato. Cosa ha sbagliato? Anzi, innanzitutto chi è l'architetto? L'architetto sarebbe Dio. Ah, ecco, non è l'architetto della casa. Questa è una commedia che sfiora i confini dell'assurdo. Non è teatro dell'assurdo, ma ci siamo vicini. Il protagonista è un infermiere che lavora in una casa di cura per malattie mentali, è così attaccato al lavoro che va a lavorare anche nei giorni festivi, e non gli tocca, non ha mai tradito la moglie, non ha mai avuto dichiarato incidenti, non ha mai commesso un'infrazione. Perfetto sotto tutti i punti di vista. Per questa ragione viene perseguitato, perché viene allontanato dalla casa di cura, perché il suo comportamento crea disordine tra gli altri dipendenti. Troppo perfetto. Sì, la moglie lo lascia perché non l'ha mai tradita, dice ma come, io sola non posso parlarne con le amiche. L'assicurazione rescinde il contratto perché dice lei usufruisce di uno sconto che non le tocca ogni e alla fine viene pure arrestato per avere sovvertito il normale corso e il normale svolgimento della vita normale della società. Ecco, questa è una commedia che abbiamo fatto 10 anni fa alla Posta Vecchia come tutte le altre, ma questa è stata fatta al Teatro Pirandello un mese e mezzo fa. Io facendo un po' di pubblicità anche a me stesso, nel senso che il giorno 8 sabato c'è la 24esima edizione del premio di alta cultura siciliana Buttitta, organizzato dal Centro Culturale Editoriale Guttuso. Ricordo che anche Alfonso Coeli ha vinto il premio Guttuso, credo nel 2019. 2019 per Maledetta città, la seconda edizione. La seconda edizione, perché la prima era la tua prima produzione. Ecco. Sì, è stata ripubblicata 40 anni dopo, quasi uguale alla prima, e molti mi chiedono ma è cambiato qualcosa dopo 40 anni? La città è meno maledetta o più maledetta? No, è cambiato qualcosa sicuramente, è cambiato l'atteggiamento dell'autore, perché forse, non so perché, io ho un atteggiamento più di amore verso la città che di rabbia. Di maledetta, insomma, un modo di dire. Ma forse perché un'imprecazione. Questo atteggiamento è migliorato e la città forse pure, ma l'atteggiamento è migliorato per la semplice ragione che forse sto invecchiando e sono più aperto, più riflessivo, e più saggio, meno impulsivo. E a proposito di produzioni in generale, di scritti, parlando anche con altri tuoi colleghi, insomma con altri appassionati di scrittura, abbiamo notato che c'è veramente un approssimarsi alla scrittura adesso anche fin da giovani. Noi abbiamo fatto con il premio Buttitta anche il premio Buttitta Scuole, abbiamo avuto 820 produzioni tra micropoesie, insomma, di ragazzi di scuola elementare, tra un conto proprio in lingua siciliana o qualcosa di più elaborato. Quindi vuol dire, insomma, che ancora piace scrivere. Ma dipende anche dalla scuola, dalle scuole.
Io mi ricordo che fino a un certo periodo, fino a 10 anni fa, facevo parte della giuria del modello Pirandello, era organizzato dal Kivanis. Sì. E arrivavano da tutta Italia studenti che avevano superato le prove e che sottoponevano alla giuria racconti con tematiche pirandelliane. Bene, io mi sono stupito allora nel constatare la maturità di tanti ragazzi, nel constatare che non è vero che i ragazzi pensano soltanto a divertirsi, che sono superficiali. Sì, ci sono, ce ne saranno molti, ma sono moltissimi ragazzi che, incoraggiati anche dalla scuola, riescono a esprimere i loro sentimenti e le loro aspirazioni. E poi ho visto anche un ritorno alla lingua siciliana, perché di lingua si tratta. Magari ai nostri tempi, se noi parlavamo, scrivevamo siciliano, c'era una bacchettata sulle mani, adesso invece c'è invogliare i ragazzi a conoscere. Sì, c'è questo recupero della volontà di mantenere le proprie radici. D'altronde c'è una vecchissima poesia di Buttitta che diceva sul dialetto che una persona si può togliere le sostanze, la casa, il lavoro, eccetera, resta sempre, ma se gli tolgono la lingua è una persona finita. Oggi si tende a recuperare, a rivalutare la lingua. E nella saggezza di Alfonso Gueli cosa c'è di prossima produzione? Ma non lo so, io continuo a scrivere, già sono al lavoro per la prossima commedia, sotto ne facciamo una l'anno, già nel periodo del Covid, l'abbiamo fatto quasi tutta alla Posta Vecchia, e le ultime 7 sono prodotte praticamente dal Lions Club Agrigento Host, e la compagnia è nata all'interno 12 anni fa. Io ho cercato di riunire alcune persone, insegnanti, professionisti, amanti comunque del teatro, ma senza avere mai fatto teatro. Abbiamo cominciato quasi per gioco, per caso, poi si è visto che si poteva fare qualcosa e abbiamo, per beneficenza, fin dal primo anno, abbiamo messo in scena una commedia all'anno, quasi tutte alla Posta Vecchia, con ottimi risultati. Infatti quest'anno siamo andati al Pirandello. E questo amore per il teatro è molto diffuso, si scopre quasi per caso che tante persone avrebbero avuto questo sogno di recitare, di fare parte del gruppo teatrale. Sì. Bene, per esempio, quando ai tempi della provincia, a proposito di teatro, noi abbiamo immaginato una rassegna teatrale, l'abbiamo chiamata Teatrando, che era rivolta proprio al teatro amatoriale, in accordo con la FITA, che è la federazione, ed era un grande spazio di opportunità che si dava a centinaia di cittadini della provincia, perché quanto erano le compagnie teatrali amatoriali, certo, e quindi c'è un circuito interessante. Tra altre cose era una bella rassegna che dava la possibilità di far conoscere e diffondere la cultura nel territorio. Mi permetto visto che siamo in tema, noi abbiamo stanziato, anche in vista di Agrigento 2025, ricordo a tutti, capitale della cultura, che Agrigento è capitale della cultura, i suoi cittadini devono dimostrare di essere degni dell'investimento che il Paese fa su loro e sulla città. Noi, poiché fa parte dei compiti istituzionali della provincia, il recupero delle tradizioni, stiamo facendo dei corsi di formazione agli insegnanti, perché poi si riverberi sugli studenti, che condurranno alla produzione degli studenti in lingua siciliana di pezzi di teatro. Un corso che durerà 3 anni, dove ci sono 90 insegnanti impegnati. E aggiungo, riapriamo il teatro all'interno del Giardino Botanico. Spero di riuscire a farlo già adesso, l'ultima cosa che sto facendo prima di congedarmi. Ma è già la data stabilita del suo congedo? Sì, la data sarebbe stabilita, ci sono sempre complicazioni, i pompieri, è giusto che sia così. Speriamo, anzi faccio affidamento sulla struttura che ci sta lavorando. Avremo un'estate agrigentina, un teatro all'aperto all'interno del Giardino Botanico. All'interno del Giardino Botanico, stiamo comprando le sedie, affittando i palchi, insomma faremo attività teatrale non solo, come dire, storica, quindi teatro classico, ma avremo delle serate dedicate ai giovani, il lunedì dei giovani, il martedì del teatro dialettale e amatoriale. Quindi è un filone che non ci coglie alla sprovvista, ma che ha visto impegnarsi
la provincia con risorse anche e poi in una location insomma bella. Io ci sono stato qualche mese fa all'interno dell'Orto Botanico, devo dire insomma che abbiamo si presta nella parte superiore c'è esatto, quella proprio lì, teatro, no? c'è la cava. Lì sarà il teatro e sarà credo una delle cose di cui mi ricorderò con più piacere. E proprio questa è la domanda che volevo fare. Lei diceva che non sarà lei a traghettare il consorzio, il libero consorzio comunale di Agrigento nella nuova provincia, ma quando andrà via si ricorderà qualcosa di bello o qualcosa che non avrebbe voluto fare, magari che c'è stato, che ha offuscato un po', insomma, no, nessuno mi costringe. Abbiamo fatto, mi sono abbastanza fortunato nella vita, insomma, sono partito da Agrigento che ero un bambino di 8 anni. Ma Raffaele Sanzo prima di essere commissario straordinario chi era? L'ultimo mestiere che ho fatto ero direttore generale della pubblica istruzione, ero il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Lazio e capo della segreteria del ministro Fioroni, quindi insomma ho lavorato tanto, da maestro, sono partito da maestro, professore. E quindi questa esperienza da commissario porterà qualche ricordo bello, insomma? Assolutamente sì, la gente, le cose che abbiamo fatto, le iniziative che abbiamo preso, tra cui per esempio segnalo l'impegno che abbiamo messo tutti a invarianza di bilancio sulla voce specifica di dare... già approvato il bilancio preventivo approvato e portiamo 132 lavoratori che lavoravano a 24 ore settimanali a 30 ore con uno stipendio che comincia a diventare minimamente decoroso. Quindi è stato uno sforzo congiunto a invarianza di bilancio, badi bene, non è che abbiamo aumentato la spesa del personale, abbiamo man mano che il personale andava in pensione, con le stesse ore che pagavamo al personale di ruolo che andava in pensione, siamo stati capaci di pagare l'incremento delle ore per le persone che lavoravano a tempo parziale. Quindi insomma un'esperienza bellissima, devo dire molto interessante. Insomma, questa iniziativa che io ho trovato, quindi non ho nessun merito, della riqualificazione della foce del fiume Cracas, bellissima, perché da lì si potrà partire per fare una navigazione piccola fino ad arrivare al porto con mezzi elettrici. Sarebbe interessantissimo, ma questa riqualificazione porterà a delle belle passeggiate lungo il fiume, c'è una fauna e una flora interessantissima, quindi non è una ripresa di attività culturali del territorio e ci tengo molto perché essendo uomo di scuola ci tengo molto agli studenti e alle opportunità che vengono loro concesse. Da qui si può andare lontani, lo ha dimostrato Pirandello e tanti altri siciliani che hanno avuto successo, Sciascia per restare la nostra provincia, la via degli scrittori. Si può andare lontani, dobbiamo avere il coraggio, non come abbiamo fatto noi che siamo dovuti scappare, il coraggio di investire sulle nostre competenze, sulle nostre capacità. Questa è la Sicilia. Noi dovunque andiamo riusciamo ad emergere, dobbiamo emergere con tutti noi, insieme. Bene, grazie dottore Sanzo. Giancarlo, dicevamo dell'impegno di Federagricoltura, qualcosa che voi proponete e che magari volete che sia fatta nell'immediatezza e non nel lungo termine? Ci sono, nell'immediatezza bisogna subito rispondere a questa crisi di mercato che è stata dichiarata, vogliamo capire concretamente in che cosa si traduce, quindi la possibilità di avere o diciamo l'erogazione di un contributo straordinario, anche se questa ipotesi la trovo personalmente molto complicata perché ci siamo confrontati a livello ministeriale, quindi confidiamo appunto anche nell'intervento e dell'assessore e della politica tutta a livello regionale perché si possa dare una risposta immediata. Se è stata riconosciuta la crisi di mercato significa che i nostri produttori hanno bisogno di una risposta, sono in sofferenza, altrimenti e quindi faremo diciamo, immagino un'iniziativa cercando la condivisione di tutti perché su queste problematiche ritengo che ci debba essere appunto un fronte unitario di rappresentanza e cercare eventualmente anche e vedere se
magari nella prossima legge di stabilità si possa riconoscere, diciamo, un aiuto in regime de minimis ai nostri produttori. E dopo di ciò bisogna anche proiettarci verso una visione diversa, che è quella della conoscenza di tutte le opportunità che derivano dai prossimi fondi europei, dai fondi PAC, o perché l'Europa mette a disposizione diverse risorse, bisogna saperle sfruttare, bisogna saperle cogliere e soprattutto dare la conoscenza. Quello che Fedagricoltura intende fare prossimamente è portare la conoscenza delle opportunità al mondo dell'agricoltura diffusa, cercare di orientare anche verso un'agricoltura sostenibile, quindi di preferire misure come quelle dell'agricoltura biologica, che sono molto apprezzate e richieste dal mercato. E poi spingiamo tanto a livello nazionale perché vi è un disegno di legge che troviamo molto interessante, che è quello della tutela del Made in Italy. Il Made in Italy inteso proprio come difesa e tutela e valorizzazione di tutto quello che riguarda le produzioni italiane, quindi con un marchio di riconoscimento, oppure cazzate varie, scusate, un marchio riconosciuto, con delle sanzioni pesantissime per le contraffazioni. Immaginiamo anche l'istituzione di una giornata dedicata al Made in Italy, anche una scuola dedicata proprio a questo tema, alla valorizzazione. Bene, grazie Giancarlo. Dottore Gennaro, hai ricordato qualcosa che potrebbe essere, insomma, così curiosa? Qualcosa di carino, chiaramente dovrò essere generico. Certo, ci mancherebbe. Un testamento olografo fatto su una carta, su un foglio di carta, che poi esaminato in trasparenza, in filigrana, aveva una filigrana che era notevolmente successiva alla data del testamento, questo me lo ricordo perfettamente. Oppure un altro caso in cui un blocchetto d'assegni, viene fatta una denuncia di smarrimento di un blocchetto d'assegni, e stranamente questi assegni poi si ritrovano firmati e commercializzati. Oppure altri casi di una signora che ufficialmente non possedeva nessun titolo di studio, cioè credo elementare, qualcosa del genere, che tuttavia nel testamento scrisse: nomino eredi universali e legatari. Ma cosa qua che era? Cioè, il falso, diciamo, lì è molto evidente. Il problema è che gliel'ha scritto a questo punto. Ricordo che in un caso vennero indicati addirittura gli estremi catastali e mi sono infatti complimentato con chi supponeva avesse scritto. Il grafologo, diciamo, non forense, è anche quello che magari dalla scrittura ci dice se noi siamo positivi, se siamo negativi, se siamo allegri oppure se siamo tristi. Allora, ci sono dei segni dai quali possono essere ricavati sicuramente i tratti della personalità, e sono tratti della personalità che restano indelebili. Certamente il grafologo non è un chiromante, sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Da alcuni tratti grafici sicuramente è possibile ricavare anche alcuni elementi per individuare la personalità, tant'è che in alcune aziende si fa ricorso anche al grafologo, ma non al grafologo forense, per individuare quali possono essere le attitudini professionali o l'attitudine anche alla leadership, che si evince dalla grafia, dai tratti grafici. Bene, ritorniamo allora a Federico. È un'ora già, se n'è andato, l'orologio come passa. Allora, prima di passare della parola a Federico Pivato, voglio dire ai nostri ospiti che adesso poi ci dovete salutare, no? Però il saluto non deve essere molto così, diciamo, banale. Grazie dell'ospitalità, arrivederci a tutti, no, me lo dovete fare con un pensiero, con una frase, con una citazione, insomma con un qualcosa che, insomma, target, non è che una trasmissione qualsiasi, ha bisogno anche nel saluto di essere caratterizzata. Voi pensateci, mentre parlo con Federico. Abbiamo visto questo omaggio a Punta Bianca, il quartetto e tu in particolare, insomma, nello studio della musica in generale, del violino in particolare. Ti vede coinvolto a scuola? Vedi i ragazzi interessati? Sì, i ragazzi, partiamo dal presupposto che i ragazzi si interessano nel momento in cui un docente li interessa. Devono avere anche tutto un contesto che interessi il ragazzo a studiare la musica.
Infatti anche per questo con Agrigento Capitale della Cultura io spero che ci siano più eventi musicali, artistici in generale, ma ovviamente per quanto riguarda me musicali, perché comunque i giovani hanno bisogno di vedere che c'è la possibilità, hanno bisogno di vedere, ascoltare, e quindi spero sì di vedere più concerti. Per quanto riguarda i ragazzi sì, li vedo estremamente interessati. La scelta dello strumento come avviene? Su indicazione vostra, su una preferenza personale, su un qualcosa che forse magari sarebbe più facile scegliere chitarra o pianoforte, ecco, però vabbè, al liceo comunque si iscrivono tendenzialmente i ragazzi che hanno studiato precedentemente alle medie, quindi sì, comunque hanno già deciso uno strumento. Al liceo se ne studiano 2. E è vero anche che puoi iniziare anche da 0 al liceo, non è indispensabile. Se fai un passo indietro alla scuola media, come che il ragazzo alla scuola elementare sceglie uno strumento secondo te? Cioè tu hai detto che lo hai scelto perché c'era mamma, insomma. Alcuni già suonano, altri hanno i genitori che magari avrebbero voluto studiare uno strumento e quindi cercano di invogliare il ragazzo, il figlio o la figlia a studiare uno strumento. Magari in un'orchestra uno non è che sceglie di suonare l'oboe oppure il corno inglese, insomma, lì poi magari è una valutazione no? più lavorativa, no? Certamente è una questione di passione, di interesse e quant'altro. Certo è che comunque se lo fai bene ti tiene aperte talmente tante porte che ti può fornire sì effettivamente uno sbocco lavorativo successivo, quindi tanto vale farlo bene. Sei polistrumentista? No, mi sono divertito, polistrumentista è una parola grande, sono divertito quando avevo iniziato col pianoforte, poi man mano che andavo avanti col violino mi sono avvicinato alla chitarra e da poco al violoncello perché mi piace molto. Però tendenzialmente preferisco suonarne uno e suonarlo bene. Qual è la prossima cosa che ci hai preparato? Il prossimo è il tango di Roxanne, che è tratto da Moulin Rouge. Sempre con il tuo quartetto? Sempre con il nostro quartetto, sempre girato a Punta Bianca. Questa è la primissima tappa prima di arrivare in realtà Mary You è stato girato alla fine. Ecco, qui invece vediamo il tango di Roxanne.
bravi, grazie a Federico Pivato e agli altri maestri. E allora abbiamo chiuso, credo che è uscita fuori veramente una bella serata, una bella puntata di Target, ne sono veramente soddisfatto. Grazie della presenza e della partecipazione a Federico Pivato, al suo violino e ai suoi colleghi. Grazie a voi. Il tuo saluto, Federico? E voglio augurare con l'anno prossimo molta più musica, sia con, vabbè, adesso parlo del liceo, e con il mio quartetto, e comunque un futuro con più opportunità e con molta più musica e arte. Grazie a Alfonso Gueli, scrittore. Vedendo il video e ascoltando la musica mi è venuta in mente una poesia di Caproni, spero di ricordarla, brevissima, che dice: se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare qua, dove non fui mai. Bellissima. Grazie a Ignazio Gennaro, grafologo forense. Mi riferisco a 2025, Agrigento Capitale della Cultura, è una grande opportunità, speriamo di essere in grado di cavalcarla. Grazie a Giancarlo Granata, presidente Fedagricoltura Sicilia. Il futuro appartiene a chi crede alla bellezza dei propri sogni, quindi a proposito di futuro bisogna sempre credere a dei sogni ovviamente realizzabili, bisogna sognare sempre ad occhi aperti e proiettarsi sempre in una visione positiva delle cose. Grazie a Raffaele Sanso, commissario straordinario Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Io vi auguro di rivedervi allegri, pimpanti come sempre, ma con meno stress, perché lavorate troppo. Grazie della vostra presenza e partecipazione, e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta è l'ultima volta per la stagione 22-23 ha seguito Target. Buona serata a tutti. Buonasera.